Un cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audiogiornale di questo venerdì 8 maggio. Se questo è un record della Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nel porto di Trieste. 55 tonnellate di sigarette di contrabbando per un valore di 17 milioni di euro sequestrate. E questa è la conclusione di un'indagine avviata nei mesi scorsi, diretta dal sostituto procuratore Antonio Miggiani della Direzione Distrettuale Antimafia, nel corso della quale è stato monitorato un convoglio di 3 articolati giunti a Trieste a bordo di una motonave proveniente dalla Turchia. Il sistema usato per introdurre la merce sul mercato, secondo quanto spiegato dagli investigatori, era basato sull'impiego cartolare di società nazionali ed estere, ignare o fittizie, destinatarie delle sigarette poi sequestrate. Il tutto finanziato a far uscire in modo simulato dagli spazi doganali l'ingente quantitativo di tabacchi per poi reintrodurli nell'Unione Europea senza il pagamento dei dazi doganali. Sono 3.111 le persone controllate giovedì dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Di queste 63 sono state sanzionate, è quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante le verifiche 46 persone denunciate per altri reati. Sempre ieri le forze dell'ordine hanno controllato 1.522 esercizi commerciali e denunciato un titolare. Grazie alla tecnologia, le gestanti di Gorizia, Nova Gorica e St. Peter Vertoiba, che parteciperanno al progetto Salute Zdravstvo del JECT-Go, possono continuare a ricevere il supporto delle ostetriche e a confrontarsi con altre donne in gravidanza, stando al sicuro a casa propria. Nella fase 2 dell'emergenza relativa al Covid-19, gli incontri dei gruppi di supporto con le ostetriche proseguono a distanza. Nei prossimi giorni inizieranno online anche i corsi bilingue di ginnastica per gestanti. Lunedì 27 aprile, nella città di Napoli, mentre tentava di bloccare la fuga dei rapinatori che avevano appena tentato un colpo in banca, è deceduto nell'adempimento del proprio dovere l'agente scelto Pasquale Apicella. Alla cerimonia funebre, causa delle restrizioni previste dall'emergenza sanitaria in atto, non è stato possibile portare il saluto del SAP e giusto onore al collega, anche alla luce dell'alto numero di colleghi che avrebbe voluto partecipare. Nel fermo intendimento di voler onorare la memoria del collega scomparso in contemporanea con lo svolgimento dei funerali di Stato, nella giornata odierna il segretario provinciale del SAP di Udine, Nicola Tioni, e il segretario regionale, Olivo Comelli, nel rispetto delle attuali misure di distanziamento sociale, si sono recati presso la lapide del monumento ai caduti, presente presso la locale questura, per depositare un omaggio floreale alla memoria di Pasquale Apicella. Purtroppo si piange un collega che ha sacrificato la propria vita per servire il Paese e per difendere la legalità, un sacrificio che ci si augura non resti vano e che merita di essere adeguatamente ricordato. Per questo motivo, contemporaneamente alla segreteria regionale del SAP, in tutta Italia si è svolta la medesima cerimonia commemorativa da parte degli altri colleghi della Polizia di Stato. Nella nota il SAP fa presente che nessun rappresentante dell'amministrazione ha potuto presenziare in quanto pare gli sia stato impedito da superiori disposizioni. In questi momenti, continua la nota, che dovrebbero unire tutta la nostra comunità, spiace che inutili personalismi risultino invece di divisione. Il progetto FVG Sensibile si identifica in un gruppo di videomaker, registi professionisti e comunicatori riuniti per puntare i riflettori sulla questione ambientale che tutti ci troviamo ad affrontare al giorno d'oggi. FVG Sensibile si propone, attraverso 3 cortometraggi che raccontano le bellezze del Friuli Venezia Giulia e le storie di chi volontariamente le salvaguardia, di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza di adottare comportamenti adatti a contrastare l'impatto ambientale del genere umano sul pianeta. L'emergenza Covid-19 ha messo tutti di fronte all'incertezza futura in cui dovremo convivere per molto tempo. Nonostante questo periodo di emergenza sanitaria e sociale, la solidarietà del nostro territorio si diffonde rapidamente con tante iniziative in varie modalità.
I dirigenti del gruppo Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, sono scesi in campo per sostenere le protezioni civili delle regioni in cui il gruppo opera. Sono 235 dirigenti che hanno aderito all'iniziativa, donando mediamente 3,2 giorni delle proprie ferie per un valore complessivo di circa 300.000 euro, che saranno devoluti alla protezione civile delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Marche, Campania e Sicilia. Questo gesto è un esempio di quanto i valori quali l'inclusività e solidarietà siano fondamentali per la classe dirigente del nostro Paese. E con questa notizia è tutto, termina qui la nostra pagina informativa, prossimo appuntamento come sempre pochi minuti dopo la mezzanotte, sempre su www.friulitv.net.